Si è svolto ieri 23 giugno presso la sede del Comando Provinciale di Agrigento una cerimonia a carattere interno per festeggiare l'anniversario del Corpo della Guardia di Finanza alla presenza del prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa. Nell'occasione è stata data anche lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica e dell'ordine del giorno speciale del Comandante Generale. Un impegno, quello della Guardia di Finanza, a tutto campo contro la criminalità economica e organizzata, eseguendo oltre 12.000 controlli al fine di assicurare il rispetto delle misure di contenimento della pandemia Covid-19, nonché 3.000 interventi ispettivi e 83 indagini negli ambiti della propria missione istituzionale. In particolare sono stati scoperti 12 soggetti totalmente sconosciuti al fisco, sottratti alla tassazione circa 16 milioni di euro, scoperto 28 lavoratori in nero irregolari, denunciati 47 soggetti per corruzione, di cui 39 pubblici ufficiali, denunciati 88 soggetti per indebita percezione del reddito di cittadinanza, che hanno beneficiato impropriamente di oltre 900.000 euro, sequestrati oltre 9 milioni di euro alle mafie e proposto il sequestro per oltre 28 milioni di euro. L'impegno è continuato anche verso la lotta all'evasione, all'elusione e alle frodi fiscali. Nel corso delle attività a contrasto dell'evasione, 12 soggetti totalmente sconosciuti sono stati individuati al fisco e segnalati all'autorità giudiziaria, 10 responsabili di reati fiscali, la scoperta di 28 lavoratori regolari in nero presso le ditte controllate. L'attività ispettiva in materia fiscale si è concretizzata in particolare con 121 interventi cosiddetti tradizionali, verifiche e controlli fiscali, 399 controlli degli obblighi strumentali, ricevute e scontrini, 994 controlli sulla circolazione delle merci e sui prodotti sottoposti ad accise e 16 milioni di euro segnalati all'Agenzia delle Entrate quale basi imponibili sottratte alla tassazione. La Guardia di Finanza ha effettuato anche un forte contrasto agli illeciti nel settore della tutela della spesa pubblica. In particolare sono stati eseguiti controlli connessi all'erogazione dei contributi. Oltre 800.000 euro di contributi comunitari sono stati controllati dal Corpo delle Fiamme Gialle, di cui oltre 250.000 euro indebitamente percepiti, 1.400.000 euro di contributi nazionali e locali controllati e indebitamente percepiti, 420.000 euro di contributi nazionali e locali controllati, di cui 404.000 indebitamente percepiti e richiesti ad oltre 408.000 di euro sequestrati. Oltre 1.700.000 euro i contributi controllati nel settore della spesa previdenziale, di cui 1.600.000 indebitamente percepiti. In tema di anticorruzione sono stati denunciati 47 soggetti, di cui 39 pubblici ufficiali, accertato un valore delle condotte di peculato per circa 700.000 euro. C'è stata anche una vasta lotta alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria. Tra questi indagini patrimoniali contro la mafia, sequestro per un valore di circa 9 milioni di euro, proposte di sequestro per oltre 28 milioni di euro e sono stati confiscati beni per oltre 1 milione di euro. In questo ambito sono stati eseguiti 6 accertamenti patrimoniali nei confronti di 34 persone fisiche e giuridiche. In via preventiva, su richiesta dei prefetti, sono stati altresì svolti 800 controlli in materia di certificazione antimafia, volti a autorizzare le imprese a partecipare a gare pubbliche. Nel comparto dei reati fallimentari e concorsuali sono state accertate distrazioni di beni per oltre 4,7 milioni di euro, 10 persone tratte in arresto, 16 persone denunciate per reati di bancarotta fraudolenta. Quindi un vasto controllo del territorio e contrasto ai traffici illeciti via mare. Nell'attività di controllo del territorio sono state altresì impiegate 400 pattuglie destinate tanto ai controlli su strada quanto al concorso al mantenimento dell'ordine pubblico. Sul fronte antidroga è continuato l'impegno dei reparti della provincia finalizzato alla prevenzione e alla repressione delle sostanze stupefacenti di vario tipo. Nel contrasto all'immigrazione clandestina è proseguito lo sforzo congiunto dei reparti del Corpo, ordinari aeronavali. In sintesi, da parte dei comparti terrestri sono stati effettuati circa 360 interventi con l'impiego di 1.000 militari.